Impiego, fisco, piccole e medie imprese. La campagna elettorale dei centristi entra nel vivo puntando al cuore economico dell'agenda Monti. Di scena a Treviso l'imprenditore Alberto Bombassei, capolista per Scelta Civica alla Camera nella circoscrizione Veneto 2. La scelta del palco del BHR non è casuale. Proprio da qui le associazioni di categoria e le parti sociali avevano lanciato un appello ultimatum ai candidati e l'ex vicepresidente di Confindustria raccoglie la sfida partendo dalla normativa sul lavoro che non deve essere riformata bensì corretta. Io credo che sia un perfezionamento di alcune modifiche che escono dalla riforma Sacconi o dalla riforma Fornero, che alcuni ritocchi hanno portato bene, ma hanno necessità di avere alcune innovazioni. Attenzione dunque al mercato del lavoro in entrata ma anche in uscita. Con una spinta fortemente al tempo indeterminato, con dei vincoli un po' meno gravosi sulla parte invece in uscita, ma con tutte le garanzie sociali. Impiego e PMI sotto la lente pure dell'UDC, priorità la sburocratizzazione. Via metà dei parlamentari, quindi via il Senato, di conseguenza via le province, di conseguenza accorpamento dei comuni, quindi di conseguenza un intervento per far sì che la burocrazia del modello italiano diventi una cosa più efficiente e attenta ai bisogni delle nostre imprese. E per salvaguardare le aziende e i lavoratori occorre ripartire dalle famiglie e dai giovani. Per far sì che il modello veneto, che è un modello familiare, dell'impresa familiare, possa chiaramente dare e rivedere in avanti un futuro.